Questa sera a Real Monte abbiamo portato in scena una breve pièce teatrale dal titolo Memoria a confronto, dove abbiamo messo a confronto proprio quella che è stata la testimonianza di un sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz rispetto a un ex SS negazionista. Abbiamo coinvolto la comunità realmontina, che ha partecipato con grande spirito proprio di sacrificio, perché in così breve tempo siamo riusciti a realizzare questa breve opera che però voleva lanciare un messaggio per il ricordo delle vittime dell'Olocausto. Non posso che esprimere la mia soddisfazione per l'ultima attività conclusiva, per non dimenticare, proposta dal Comune di Realmonte in occasione delle giornate della memoria. Siamo partiti il 27 con una programmazione che vedeva attori ragazzi presso l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte. Per questo ringrazio il dirigente scolastico, i professori, i ragazzi e le famiglie. A seguire è stato proiettato un film presso l'aula consiliare del Comune di Realmonte, a seguire un racconto da chi ha vissuto lo scempio dei nazisti, posto in essere dai nazisti, e che io ricordo che Realmonte ha dato un grandissimo contributo in nome della libertà, e quindi anche a Realmonte gente, ragazzi allora hanno vissuto questa drammatica, orribile esperienza dei campi. Stasera, grazie a una proposta della FIDAPA, abbiamo assistito a una rappresentazione che appunto aveva lo scopo di ricordare da un lato e dall'altro di mandare un messaggio di speranza. Si conclude con un abbraccio di chi è stato prevaricato, quindi gli ebrei, e del prevaricatore, i nazisti in quel caso, che hanno gettato quindi i loro elementi distintivi, e con un abbraccio hanno cantato insieme la libertà e la unione dei popoli. Quindi ribadisco la mia soddisfazione. Realmonte è una comunità che io ho detto più volte va nella direzione della bellezza, e per noi bellezza è questo: lavorare in squadra per fare delle attività che possano contribuire a un futuro, come sempre dico io, un tassellino di crescita in un puzzle di futuro. L'Olocausto ebraico invece è la più grande costruzione celebrativa di un popolo che finiva vincente senza avere mai dichiarato guerra, e che poteva attingere le dimensioni di vittima insuperabile e atteggiarsi al centro culturale del mondo, condannando la Germania a una condizione di infamia perpetua. È dato sgomento nel vento mentre si vestivano della follia dell'abuso. Mi hanno concesso il grido della disperazione e mi hanno rubato il canto della speranza. Mi hanno scozzato come pecora da macello e hanno fatto bere il mio sangue alla terra. Mio Dio, perché mi hai abbandonato da Auschwitz? La luce urlava nel sentire i miei gemiti e urlava sempre più forte nell'ascoltare il tuo silenzio. Mio Dio, perché mi hai abbandonato da Auschwitz? I miei lamenti erano rami secchi, i miei occhi foglie ingiallite, il mio cuore un albero che aveva subito gli scempio. Mio Dio, dove eri in quei giorni? Ti ho chiamato ma non mi hai risposto, ti ho cercato. E con questo l'opera di isolamento è stato completato. Isolamento non solo dal mondo esterno, anche dalla propria persona. Siamo trattati come animali da soma, senza un nome, senza carattere, e ci viene negata la nostra identità. Dovrò tagliare i miei capelli. Mi ricordo che mio marito li toccava sempre prima di addormentarsi. Mi teneva stretta e mi diceva che niente avrebbe potuto dividerci e mi avrebbe protetta da tutto e da tutti. Vivremo in un mondo nuovo,
più buono, dove gli uomini si solleveranno al di sopra del loro odio, della loro avidità, della loro brutalità. L'amore dell'uomo troverà le sue ali e inizierà a volare con le sue ali verso il sole della speranza, verso il futuro che appartiene a me, a te, a tutti noi.